dell'arco poi vedere anche. L'aliquota dell'arco ti fa vedere. Ci arrivo. Autostrada Vittorio Veneto, come potete vedere. Sera scappa. Due sfere. Devi riaprirlo. Chiudi il video. Sono poche cose aperte. Prova a ricliccare. Sì, quello. Aspetta, cambiamo lettore. Fai apricon. Sì. Aspetta, ritrovo apricon. Prova, sì, prova. Magari le estensioni formali. Sì, ma può essere. Tu Media Player Classic non ce l'hai? Non è niente. Apricon, VLC dai. Fai sempre apricon e poi fai il VLC. Ma va scatto, non può niente. Adesso vediamo. Aspetta, fammi due attimino vedere qua cosa abbiamo. Scusate, il velo della diretta è anche questo. Allora, Mio Media Player. che Dio ce l'ha di buono. No, sta mandando cattivo. Sei sicuro? Dai, ma fai vedere anche non può Marco, come dici? Devo riaccenderlo. Ma dai, fa voi che dai, non vanno a cascare. Chiami da perché c'è il PC, dai. Fai vedere come. Intanto vede il piatto, prima che poi ritorniamo su questo. Vabbè, le sfere erano queste qua, io ovviamente le ho riprese, cioè ci sono tutte 5. Le sfere sono queste qui, io ho fatto 5 minuti di video. Siamo nella località di Vittorio Veneto, qua in provincia di Treviso, se non sbaglio, Vittorio Veneto. Io mi trovavo verso le 14:30 in un pomeriggio di qualunque giorno, nel periodo di maggio di quest'anno, e c'era una bellissima giornata. Io sempre guardo il cielo perché mi piace molto guardare il cielo, soprattutto quando è bello, pieno di nuvole, azzurro, mi attrae molto, e anche a volte chiedo di avere dei contatti, una visione, qualcosa. E mi vedo praticamente alla mia destra mentre stavo guidando, dico caspita, cosa sono? E le avevo scambiate come, sapete i tralicci dell'alta tensione, che a volte sui fili della corrente ci sono delle sfere, e ho detto magari saranno due tralicci a distanza, ma non mi rendevo conto perché non avevo ancora chiara l'immagine. Man mano che mi avvicinavo io vedevo questa coppia di sfere che saliva. Ho detto no, è impossibile, si stanno muovendo. E pensate che mi trovavo in piena autostrada e ho dovuto di colpo fermare l'auto in corsia di emergenza con le 4 frecce. Me ne sono fregato anche del giubbetto cadere frangente, ho detto prendo la macchina fotografica, anzi ho detto per favore datemi il tempo di riprendere perché sennò è un peccato. E mi sono trovato queste sfere che sono partite dalla mia destra, io potevo essere distante grosso modo 150-200 metri, non saprei dirlo più o meno, ma questo percorso di queste sfere mi passa fino ad arrivare sopra la testa. Si fermano e poi dopo cominciano a salire ancora di più di quota, fino a quando io giustamente non riesco più a vederli e interrompo la ripresa. L'emozione che in quel momento io ho sentito è stata indescrivibile, perché sentivo proprio che c'era un'interazione talmente forte che hanno proprio... Stacca cavo e dammi una chiavetta, anche il cavo dito che lo mettiamo. Scusate. Così almeno, ecco, facciamo una joint venture. Così lo facciamo vedere in...
così lo facciamo vedere in movimento, che possa rendere più l'idea. Perché merita. Sì. Sì. Passo pure di là, è una manovra di entrate. Qui conosce la chiavetta. Ecco. No, deve conoscere questa. Come hai troppa energia. Ancora caricando. Forza. Ah, eccolo. Arriva, Aspetta. Vediamo. Magari ce la fa vedere. Quanti supporti non ne hai questa? Ci doveva un'altra cosa qua. Ah, aspetta, ecco. Così si sta analizzando. Oh, vedi, abbiamo cambiato loop. Qual è questo? Sì. Ok. Sera di maggio, Daniele, qua siamo a maggio. Daniele, sera di maggio, lei ha visto passare da sopra. Ho capito, per non era appena sentito. Guarda un attimino. Sì. Ok, dovrebbe. Scrivono che l'autore parco. Eccoci qua. Metti in pausa, sì. Ok, adesso spegniamo un attimino. Aspetta un attimo. Ah no. Quindi quando devo farlo partire? Sì, aspetta che spegniamo un attimo prima. Vado? Ok. Visualizza schermo dopo. Ecco, tutto schermo. Mi trovo in zona autostrada Vittorio Veneto, come potete vedere. Magari sfere bianche che fa. Due sfere. Grazie. Mi trovo al ciglio della strada, sulla corsia di emergenza. Pensate un po'. Non mi sono dovuto fermare. Dopo? Sì. Ok.
questo è un filmato che mi è stato anche apprezzato, qualificato anche da chi conosce l'analisi digitale e anche chi ha altri contatti di questo genere qui, proprio perché mi è stato detto che è uno dei video più chiari che sono stati fatti per quanto riguarda delle sfere di luce, soprattutto in pieno giorno, dove non c'è la possibilità di confonderle con un altro tipo diciamo, di oggetti che magari possono essere scambiati come, non so, dei palloncini, dei palloni o quant'altro, anche perché c'è l'analisi, che ho anche qui se volete, che dimostra che questi oggetti sono eterici, quindi non sono nel nostro piano fisico, ma hanno un'energia, un alone attorno che è come tipo plasma, tipo una luce di plasma. Ecco, questo è uno dei tanti filmati che ho, però ripeto, se volete ve ne farò vedere altri, perché li ho fatti anche dal balcone di casa. Quindi che dire, il far vedere oltre è semplicemente aggiungere già tutto quello che è stato detto, quindi se poi avete il piacere io posso anche continuare, non c'è nessun problema. Ho filmato di giorno, ho filmato di notte, in qualunque circostanza, in qualunque tipo di condizione meteorologica. È importante documentare attraverso anche fatti concreti, quindi sono bellissime queste sì. Assolutamente. Ripeto, è un qualcosa che ormai è scientificamente dimostrabile, ormai dire che siamo soli, ormai dire che tutto questo è fantasia, che è un'immaginazione, che è un credo, una fede, e ormai è assurdo. Ormai abbiamo tanta roba, tanto materiale da poter completamente fare 1000 di queste conferenze e fare 1000 dimostrazioni. Come dicevo prima ai ragazzi, bisogna semplicemente centrarsi su noi stessi e cominciare ad avere uno spirito cooperativo, di collaborazione, e quindi far sì di accelerare questo tempo di cambiamento che si sta interfacciando sempre di più con l'umanità, in modo da non farci prendere in castagna e farci trovare pronti, perché prima o dopo, io ve lo posso garantire matematicamente, questa realtà a breve prenderà contatto con noi, che ci piaccia o meno, perché non è una scelta dell'uomo. Il problema è questo: il modo in cui entreremo in contatto con loro dipenderà esclusivamente da noi. Se può essere in un modo consapevole, quindi pacifico, di presentazione, allora è questa la scelta che va benissimo sia per noi e soprattutto per loro, perché avrebbero il piacere di accoglierci in questa grande famiglia cosmica. Un altro modo meno carino sicuramente per loro e peggio per noi è se l'uomo dovesse innescare un conflitto completamente atomico o nucleare, quindi mettere in pericolo completamente il pianeta e fare un intervento forzato senza preparare la gente, bloccando ovviamente quelle che sono le intenzioni militari, politiche e governative di questo mondo che ormai ha completamente corrotto ogni tipo di struttura. Ecco, queste sono le modalità chiave con cui il contatto potrebbe avvenire. Ci dobbiamo fermare. Ci dobbiamo fermare. Io avrei voluto far vedere altro, parlarvi di altro, però abbiamo già, penso, siamo rimasti in maniera esaustiva. Se ci sono delle domande veloci, vai, sentiamo qualche domanda veloce. Penso di sì, perché abbiamo finito. È venuto, guardiamo. Volevo fare una domanda. Mi sembra di aver capito che solo lui riesce a vedere ad occhio nudo queste cose e poi vederle anche tramite le foto. Ma ci sono anche altre persone che possono vedere queste cose, ad esempio la foto che ha fatto questa persona, questo ente. Anche le altre persone possono vedere quello che è successo, questo ente, oppure solo lei? No, assolutamente, anche altre persone. Io sono semplicemente uno dei tanti che ormai nel mondo, a livello mondiale, dimostrano nel quotidiano, sia per ricerca personale. Ti do il microfono per gli altri.
Sì, aggiungevo a dire questo, che io sono soltanto un piccolo strumento di informazione, come lo è Nicolò, come lo è Daniel, come sono la gentile coppia che all'inizio ci hanno illustrato la loro esperienza, nel divulgare questo tipo di realtà. E non abbiamo nulla di speciale se non un amore verso tutto ciò che ci appartiene a livello proprio di pianeta, di natura, di percezioni che abbiamo amorose verso gli animali, quindi è questo quello che attira questi esseri. Non gli importa se noi siamo delle persone che abbiamo, come posso dire, una cultura particolare o siamo, come posso dire, o eccelliamo su una materia. A loro non importa questo. Quello che loro considerano è il grado spirituale della persona. Se la persona è in armonia con se stesso e con tutti i suoi fratelli, cioè con ognuno di noi, e soprattutto con l'ambiente che lo circonda, allora siamo dei candidati idonei ad essere scelti per far parte di questa parte di confederazione galattica, come la chiamo io, perché è un insieme di mondi associati a questa etica. È tutta una questione di etica e preparazione. Non c'è nulla da scoprire a livello di, come posso dire, come la scienza ama definire, no? Lo strumento di misura come il metro, la chimica, questo, quest'altro, no, ormai tutto questo è superato. Quindi il ridimensionarci soltanto alla parte, come posso dire, scientifica è limitante, è limitativo. Dobbiamo invece vedere la mente e soprattutto il cuore ed essere più espansivi a questa realtà. Ecco, spero che ho potuto rispondere in maniera... Quindi non ho ben capito, condivido pienamente quanto è stato detto. Quindi il messaggio fondamentale è che guardare dentro di noi, un po' ricercare noi stessi, l'amore sono i fondamenti di tutto. E le persone devono capire questo fondamentalmente. Però vorrei fare una domanda un po' provocatoria magari. Io credo a quanto è stato detto, non sono scettico, ho anche fatto delle ricerche personali per diversi anni riguardo l'ufologia. E la domanda è, il video che è stato fatto, che abbiamo visto, le foto che abbiamo visto, è tantissimo materiale. Abbiamo visto però che questi elementi sembrano essere lontani, perché li vediamo piccolissimi, però non sembrano esserci ancora delle prove, delle fotografie in cui ci sono queste navicelle, questi dischi volanti grandi, in primo piano, enormi, che si avvicinano a noi. Tutti i materiali che ci sono sembrano essere in lontananza, che si fa vedere e non vedere. Volevo fare questa domanda provocatoria, perché secondo voi? Allora, innanzitutto direi al Signore di documentarsi forse un po' di più, perché ci sono delle prove fotografiche e anche video riprese dove questi oggetti si avvicinano molto alle persone e non sono oggetti che devi interpretare nella forma né in che cosa sono, perché sono inequivocabili. Non so se lei ha conosciuto uno dei casi più famosi degli anni 70 di un certo contattista Billy Mayer, Edward Billy Mayer, è uno svizzero. Lui è stato avvicinato da questi oggetti, anzi addirittura non solo è stato avvicinato, ma questi oggetti sono completamente atterrati e hanno preso gli occupanti contatto direttamente con lui e si sono presentati chi sono, chi erano, da dove venivano, cosa volevano. Cioè tutto questo è stato ampiamente documentato, dimostrato e diffuso. Il problema qual è, sempre di fondo? Il problema è che questo materiale, quando viene purtroppo divulgato, va nelle manine sbagliate, e cioè di tutti quegli enti governativi, militari, CIA e compagnia bella, dove hanno degli interessi ovviamente non a favore
di questo tipo di divulgazione, proprio perché sanno benissimo che questa realtà ci libererebbe dall'ignoranza che tuttora stiamo vivendo su questo mondo e non potrebbero più avere il controllo sul condizionare le nostre menti, condizionarle con le abitudini completamente sbagliate. Una su tutte, in primis, che per me è una vergogna assoluta, la dipendenza al denaro, la dipendenza che io, se non ho un pezzo di carta colorata con scritto 10, 100, 1000 euro, non posso comprarmi vestiti, non posso mangiare, non posso ottenere ciò che mi serve per la mia sussistenza, sopravvivenza. E questa è una cosa completamente assurda. Io non gli sto facendo un discorso utopico, perché per conoscere questo tipo di risposte bisogna indagare. Se io mi soffermo soltanto a quello che mi dice il Canale 5, Italia 1, il TG1, il TG4 e mi soffermo e delego il mio sapere, la mia conoscenza a questi enti, io rimarrò ignorante. Cioè, devo avere un atto di fede verso queste istituzioni, ma sono sicuro che queste istituzioni mi stanno dicendo la verità? Sono sicuro che quello che sta accadendo è un qualcosa di veritiero che mi stanno comunicando? Perché se fosse così non mi spiego perché ancora siamo in mezzo a un disastro totale e ancora noi come umanità non stiamo evolvendo. Chiedo scusa, mi intervengo un secondo. Allora è chiaro che in risposta sempre al Signore che ci sono dei protocolli che vanno rispettati. Perché? Perché la cultura odierna, la cultura moderna ha fatto in modo di abbassare le nostre frequenze, creando a livello proprio impressivo delle paure, che spesso sono paure inconsce anche. Vediamo ad esempio la cinematografia, soprattutto quella americana, fa vedere questi esseri come minaccia. Questo è fondamentale. Quindi è vero che ci sono degli enti governativi che poi sono veramente sì, ormai c'è qualcosa di molto più profondo alla base. Allora vorremmo tutti quanti il cambiamento. Poi voglio vedere una mattina, voi vi alzate, proprio voi che volete vedere la nave, ne vedete un enorme nel cielo. 90 su 100 vi spaventereste, perché nonostante il desiderio sia forte, la vostra psiche umana, che ha anche una componente aliena primordiale se vogliamo, ma principalmente umana, perché state sperimentando qui sulla Terra questo ciclo evolutivo, la vostra mente avrebbe paura e voi vi blocchereste. Quindi se le frequenze non sono tutte allineate non potremmo andare avanti. Per questo stanno facendo le cose in maniera molto graduale, attraverso l'esperienza umana, che poi mica tanto umana è. Quindi si parla tanto degli alieni. Io vi posso assicurare che anche in questa sala ci sono degli alieni. Non voglio sembrare presuntuoso, però è il cerchio Il cerchio di grano. E vorrei parlare del cerchio di grano, mi è possibile? Vuole parlare la sua? Il microfono, dove l'hai messo? 8 anni fa io stavo nelle Marche, proprio dove era nato mio marito. C'è un paese che si chiama Montecanaro, vicino a Macerata. Io andavo sempre lì, c'era un campo molto grande e pensavo che se per caso ci sarebbe stata possibilità di un segno e di un cerchio di grano, non so, era un mio pensiero così. Dopo 6 anni da quel momento sono andata con la macchina e sono arrivata in questo paesino e c'è una via di campagna, arriva la campagna e ci sono delle distese e ho visto una luce strana. Ho lasciato la macchina, ho visto che c'erano delle persone. In realtà c'era questo cerchio di grano, sono andata a vedere e il grano era proprio tutto piegato, tutto appiattito, non
c'era niente di storto, era una forma perfetta di circonferenza e io ho preso un mazzo di grano turco, l'ho portato via e l'ho portato a casa di mio nonno, l'ho lasciato lì. Un'altra volta volevo andare a vedere, ma mi avevano bloccata. Allora dopo una settimana sono andata sempre in questo paese e io ho detto di questa cosa e mi hanno risposto di non dirlo a nessuno. E c'erano delle persone che venivano a fare della ricerca per confermare se esistessero o non esistessero gli extraterrestri, e hanno confermato che c'era, che erano UFO. Io controllavo internet e la quarta volta ho visto che c'era questo cerchio per la quarta volta e era sempre stato in quel posto lì, in quel paese. Da quel momento in cui ho portato via il grano sono passati 6 anni e quel grano è esattamente come prima. Volevo solo dire questo. Allora, sì, i cerchi nel grano sono praticamente delle strutture di comunicazione intelligente da parte di questi esseri. È un'altra forma differente che usano per farsi, come posso dire, per farci arrivare dei messaggi completamente differenti da quelli che l'uomo può comunicare a noi, in modo che riconosciamo che sono completamente alieni, quindi non di origine praticamente umana. Perché dico questo qua? Semplicemente per il fatto che il simbolismo che loro usano è legato molto alla geometria sacra, è legato molto a volte a simbologie spirituali, il Sacro Graal, tanto per fare un esempio. Quindi sono tutti dei codici dove ci fanno capire che conoscono molto di noi a livello storico, sanno che hanno avuto a che fare con le umanità che sono state prima su questo mondo rispetto a noi, e quindi il loro sapere è molto più avanzato, più evoluto a livello appunto di comunicazione. Quindi è come dare la prova inequivocabile che questi cerchi non sono di origine umana, anche perché, vi dico un'altra cosa, uno, la tecnologia che viene adoperata per fare questi cerchi qua lascia delle tracce che con delle strumentazioni elettroniche tipo i contatori Geiger o altro tipo di strumenti che rilevano le radiazioni, le microonde e addirittura la struttura stessa delle spighe è completamente fatta in un modo, piegata in un modo che se fosse stato l'uomo l'avrebbe completamente rovinata. Invece si nota anche il rispetto della forma vegetale, che non viene completamente danneggiata, proprio perché viene come accarezzata da questo tipo di energia, per dare la forma che a loro interessa far apparire, in modo che venga vista anche a grande distanza, soprattutto dall'alto naturalmente. E poi anche la tempistica con cui vengono fatti. Chiudo perché... Se cerchi sul grano, nel libro sono scritti quali sono le 6 caratteristiche che devono avere per non essere fatti dagli umani. Cerchi sul grano, nel libro c'è scritto quali sono le 6 caratteristiche perché non possono essere fatte dall'uomo. Basta una di queste caratteristiche che è scritta lì e non possono essere fatte dall'uomo. Grazie a tutti quanti voi per essere stati presenti, pazienti e per il tempo che avete avuto a disposizione.